Ottimo il riscontro che ha ricevuto la mezza maratona della Concordia, dedicata in particolare a quello che sta succedendo alla guerra tra la Russia e l'Ucraina, che si è svolta nella giornata di domenica mattina presso il lungomare Falcone Borsellino a San Leone, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone provenienti da più parti d'Italia e dalla nostra Sicilia. E la gara è stata vinta per la sezione femminile da Simona Sorvillo e per quella maschile da Mohamed Idrissi, già vincitore della scorsa edizione. Il sole non c'è, ma c'è il sole del colore delle magliette di 1050 atleti che provengono da tutta Italia. Questa è una risposta sicuramente di pace, del volere di stare assieme, del volere di riprendere un'attività normale, purtroppo nonostante questi rumori brutti che si sentono da lontano, questi rumori forti, troppo forti, che andrebbero fatti tacere, ma che purtroppo non abbiamo la forza per farlo. Nel nostro piccolo noi oggi qua abbiamo riunito tutta l'Italia, posso dire, e sono stati presenti nonostante il tempo non fosse così bello, però è ideale per chi corre, questa è la temperatura bella per chi corre. È stata una festa sicuramente di sport, è stata una festa di serenità, perché tutti i ragazzi sereni, nonostante la nostra sia una gara pesante. Grazie al Comune, grazie ai Lions, grazie al gruppo sportivo Valle dei Templi, che è il principale interprete di questa manifestazione, Agrigento diventa il centro dello sport e della Sicilia. Questo è quello che tanti non capiscono. Sì, Lions Club Agrigento Osti come sempre sostiene questa bellissima manifestazione sportiva. Quest'anno c'è stata una voce unanime per la pace, cerchiamo di sensibilizzare i leader di tutto il mondo per la pace, per porre fine agli atti di guerra che sono in corso. Ad Agrigento stamattina da San Leone alla Valle dei Templi è stata colorata dalle maglie di oltre 1000 atleti che venivano dalla Sicilia ma anche dall'Italia e qualcuno anche dall'estero. Nonostante il periodo meno favorevole per la pandemia, molte partecipazioni quindi hanno dato luogo a questa splendida manifestazione. Un ringraziamento va agli organizzatori, il gruppo sportivo Valle dei Templi, in particolare al socio Lions Antonio Calamita, organizzatore da sempre di questa manifestazione. Oggi c'è la mezza maratona qui e può essere anche chiamata mezza maratona della pace, mi permetto di poterla appellare così perché ci troviamo oggi al 18° giorno della guerra in Ucraina. Ahimè nel 2022 ancora dobbiamo assistere a questi penosi eventi. Questo è uno spiraglio di luce qui ad Agrigento. Più di 500 persone hanno albergato e albergano tuttora ad Agrigento da venerdì e quindi anche una boccata d'ossigeno per i nostri esercenti, per i nostri commercianti, per i miei concittadini che hanno sofferto la crisi economica della pandemia. E ho promesso anche a chi ha organizzato, e ringrazio gli organizzatori, il gruppo sportivo della Valle dei Templi, ringrazio Antonio Calamita, ringrazio anche l'assessorato al turismo e allo sport che ha sponsorizzato anche questo evento. E ho promesso quindi che questa sarà la mezza maratona della Valle dei Templi, sarà un evento agrigentino, ogni anno si dovrà ripetere, per sempre lo scopo quello di incrementare, di far conoscere sempre più la nostra Agrigento. C'è un mass tu hai partecipato a tantissime maratone, vero? Questa è secondo me una delle migliori, io ho fatto 22 maratone in tutto il mondo, ma questa credo che è quella che ti rimane nel cuore. Bravo! 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 Forza Ucraina! Forza Ucraina! Il messaggio di pace è che sia veramente l'auspicio affinché le armi possano cessare e vincere la pace. Oggi è una giornata di sport, una giornata finalmente di ritorno alla libertà. Abbiamo visto più di 1030 partecipanti a questa mezza maratona della Concordia che abbiamo assunto l'impegno come amministrazione di organizzare ogni anno, quindi già da domani subito ci metteremo al lavoro per la prossima manifestazione. Oggi un importante appuntamento per Agrigento, per la nostra San Leone che appunto vede anche la possibilità con questi eventi di respirare da un punto di vista economico, commerciale. Abbiamo visto che più di 400 persone vengono da fuori Agrigento, pertanto hanno avuto la possibilità anche di soggiornare nelle nostre strutture ricettive, quindi anche economia per la nostra città. Un premio importante ad Agrigento. Grazie, sì, sono molto soddisfatta. Terzo classificato alla maschile che verrà premiato dall'assessore dello sport Costantino Giulia. Prego, assessore. È una rivincita diciamo rispetto all'anno scorso perché sono arrivata terza assoluta e quindi insomma mi sono rifatta, però
oggi ho voluto principalmente gareggiare per la pace, infatti mi sono bardata di nastri e scocche proprio perché speriamo al più presto che questa guerra possa finire. Lo sport per me è sinonimo non solo di divertimento ma di amicizia, di conciliazione. Non per nulla questa gara si chiama della concordia, che possa presto arrivare la conciliazione fra i due paesi. E poi dico a tutti i ragazzi, io sono un insegnante, dico ai miei ragazzi che tanti sono sportivi, coltivate i vostri sogni, inseguiteli con impegno, con sacrificio perché arrivano. Io oggi il mio sogno l'ho coronato. Nome e cognome? Simona Survillo. Dove viene? Da Palermo. Allora, un premio importante qui ad Agrigento per questo messaggio di pace che si vuole lanciare contro la guerra. È un messaggio veramente molto importante da lanciare oggi, è quello di dire basta alle guerre, sì alla pace. Speriamo che si risolva questo problema il più presto possibile. Commento su questa gara, tu hai vinto diverse volte qui ad Agrigento. Sì, l'ho vinta, ci tenevo a venire oggi anche per confermare la terza volta consecutiva e la quarta in assoluto che vincevo questa gara e sono davvero contento di essere qui oggi. Questa vittoria la voglio dedicare al mister che mi aiuta sempre, che mi è stato sempre vicino, e al presidente e a tutti i miei familiari, mia figlia soprattutto e mia moglie e tutti gli amici che mi hanno sostituito per tutto il percorso della gara.